tutti quegli interventi che diversi soggetti protagonisti della sicurezza integrata, Stato, Regioni e città, possono fare per interventi di qualificazione dei siti degradati, per l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale. Ecco, in questo caso credo che il legislatore sia stato quantomeno temerario con l'affermazione iperbolica, perché definire, qua badate bene, che le politiche di sicurezza urbana debbano eliminare i fattori di marginalità e di esclusione sociale è qualcosa di ambiziosissimo, a maggior ragione in assoluto contrasto con l'idea che una legge che definisce così sicurezza urbana possa prevedere che la sicurezza urbana si fa con una clausola di neutralità finanziaria. Una definizione come questa di sicurezza urbana prevede alle spalle un intervento, la dico con un termine forse desueto, di welfare sociale mostruoso. E in questo senso, perché dico che c'è poca coerenza tra gli strumenti operativi della parte seconda e della parte prima? È pensabile che attraverso il DASPO urbano o misure sanzionatorie amministrative possiamo eliminare i fattori di marginalità e di esclusione sociale. In questo credo che molti analisti, che uso un eufemismo, trovano un rapporto assolutamente disequilibrato tra le alte obiettivi che la definizione di sicurezza urbana riconosce da parte del legislatore e gli strumenti operativi che vengono messi in mano ai sindaci. Un terzo punto, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, che riconosce di fatto per la prima volta l'ordine pubblico e la sicurezza come parte della sicurezza urbana, ma non più in quel rapporto gerarchicamente superiore, la promozione del rispetto della cultura, della legalità e la formazione, anche di qui, di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, che ovviamente non possono certo essere garantiti con misure di natura sanzionatoria amministrativa. Il capo secondo del decreto legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano prevalentemente attraverso l'introduzione di sanzioni di tipo amministrativo. In questo caso ovviamente intendiamo dall'ordine di allontanamento sindacale al divieto di accesso di competenza del questore. Di fatto, qua citando di nuovo l'analista Carlo Lugariva, che in un articolo molto simpatico riconosce, cioè molto dotto, ma con una battuta molto simpatica, i protagonisti del decreto legge sono come in un western i tre classici protagonisti che non sono buono, brutto o cattivo, ma sono il sindaco, il questore e il prefetto, con diverse, ovviamente con una modularità di garanzie che vengono poste da quello che in maniera tecnica viene definito il MIDASPO, cioè l'ordine di allontanamento di competenza del sindaco, che ha una durata fino a 48 ore e nella sua limitatezza temporale di fatto già dice molto sulla sua reale operatività, e che prevede una generica motivazione, quindi c'è una modularità anche delle garanzie, al cosiddetto non MIDASPO ma DASPO, cioè il divieto di accesso, che può essere previsto, deve essere previsto dal questore, deve essere però data una motivazione specifica relazionata alla sicurezza, e in questo caso con una tempistica che va diciamo da 1 a 6 mesi e può essere estesa da 1 a 5 anni per i condannati anche solo in secondo grado per reati legati alla materia di stupefacenti, e può essere estesa per i già condannati per reati violenti che sono legati alla materia del traffico di stupefacenti dal questore, sempre motivandolo con quella finestra temporale.